Spot, senza perdere tempo. Lui fa: no, Chiane, che hai capito? Questo è il nome del nuovo album. Spot, ma spot non solo per fare la pubblicità, che sembrerebbe la cosa più... Ho avuto il privilegio di stare molto vicino a Giovanni in questi ultimi 6 mesi, cioè quelli della creazione del suo nuovo album Spot, senza perdere tempo. Arriva a tutti, una macchia, una cosa aliena. Ho avuto un altro privilegio da giornalista di assistere alla parabola di un ragazzo che a 23-24 anni in Italia era conosciuto ovunque, vinceva premi come Re Mica, a volte andava a delle serate che non erano dei premi, diventavano premi con la sua presenza e li vinceva. È stato prodotto subito, diciamo, dal mainstreaming. Chiunque altro avrebbe cavalcato quell'onda e avrebbe cercato di approfittare di un successo di cassetta. Giovanni ha capito che questa cosa stava accadendo in maniera troppo precoce, quindi ha fatto 2 cose. Da una parte si è messa a studiare, e si è messa a studiare composizioni classici, dall'altra ha recuperato la via dell'underground, le cantine, il sudore, l'odore di birra che si respira in certi posti. E unendo questi 2 registri è venuto fuori una macchia, una cosa aliena. Giovanni, un po' alieno, ovvero incollocabile, lo è. Se va allo stadio sembra un principe, se va alla Scala sembra uno scunnizzo. Anche musicalmente, troppo colto per essere pop, troppo popolare per essere considerato un musicista raffinato. Ma Giovanni potrà cantare in napoletano? Il problema di Giovanni è questo, che lui non è uno di quei napoletani che della napoletanità fa un fine, ma per lui è uno dei mezzi di espressione per un'arte che ha coltivato per esempio negli studi del conservatorio o anche nelle cantine dell'underground. Siamo sempre da queste parti, cioè l'alto e il basso che si mischiano, creando un prodotto personale il cui sound si riconosce subito. Allora, gli ospiti ufficiali sono big dell'underground di ieri e di oggi che contribuiscono all'album di Block. Flo, cominciamo da una donna che ha fatto di Noblesse Oblige, Francesco Di Bella, Alessio Arena, Moda Loda Broda, Iepo e Batangoma. Invece i musicisti che hanno registrato si chiamano Marcello Giannini, Ciro Tuzzi, Enzo Fonicello, Duilio Meucci per le chitarre, Augusto Bortoloni e Pasquale Benincasa alla sezione ritmica, Dario Maiello e Antonio Gomez al basso e contrabbasso, i fiati, Fabio Renzullo, Pietro Sant'Angelo, Luciano Nini, Carmine Marigliano, al pianoforte Mariano Bellopele, l'ukulele, che bello dire ukulele, e mandolino Luigi Scialdone. I back vocals d'eccezione sono Sabba, Fabiana Martone, Alfredo De Clesis, Dario Guarino e lo stesso Ninni Pascale che si è divertito a lasciare la sua voce in qualche traccia. Poi c'è il giovane beatboxer di nome Cosimo Amato Cosmico, era una vita che sognava di fare così. Agli archi Valerio Starace, Antonio Rocco, Giovanni Sanarico, Arcangelo Michele Caso, Caterina Bianco. E il testo del brano Sulo è scritto dal magnifico attore Gianfelice Imparato. C'è una vita intera in quest'album, perciò io mi sento di consigliarlo. Ha arrangiato, ha orchestrato e ha prodotto artisticamente un tal Giovanni Block.